Rientro in classe oggi per gli alunni fino alle prime medie e le emozioni dei bambini e la felicità dei genitori. Intanto si sta lavorando per il ritorno a scuola già da lunedì per gli studenti delle superiori, ma non al 100%. Sono in arrivo 20 milioni di euro di ristori per residenze per anziani. Lo ha annunciato il vicepresidente della Regione Riccardi. Il 70% sarà erogato in tempi brevi dalle aziende sanitarie. Danni importanti ai frutteti del Friuli dopo le gelate delle notti scorse, in particolare per i vigneti del Prosecco, si registrano perdite della produzione anche del 50%, c'è chi si inventa rimedi naturali. Entro l'estate le strade di Udine saranno pattugliate anche da 2 agenti a 4 zampe. La polizia locale ha presentato Izzi e Galant che si occuperanno di attività antispaccio e antidroga. Come annunciato dal direttore tecnico Marino, Giampaolo Pozzo ha voluto incontrare la squadra dopo la sconfitta di Bergamo. Accordo tra dirigente e spogliatoi in vista della sfida contro il Toro degli ex Nicola e Mandragora. Buonasera e ben ritrovati con l'informazione di Telefriuli. È quindi suonata nuovamente la campanella per 90.000 alunni del Friuli Venezia Giulia. Sono tornati alla didattica in presenza dopo un periodo di DAD iniziato il 15 marzo con la zona rossa. Genitori e bambini felici per il ritorno in classe. Abbiamo raccolto le testimonianze di mamma e papà all'uscita da scuola. Vediamo. Si ricomincia incrociando le dita perché si resti in aula fino al termine dell'anno scolastico. 90.000 alunni del Friuli Venezia Giulia questa mattina sono tornati in classe. Zainetti in spalla o al traino, dopo aver ripassato a casa, oltre alle materie in programma, anche le regole di comportamento per contrastare tra i banchi la diffusione del Covid, bambini e ragazzini sono finalmente usciti di casa per riprendere a frequentare le lezioni in aula. Io sono felicissima e finalmente era ora che ritornassero a scuola, perché d'altronde i bambini hanno bisogno di socializzare e di stare insieme ai propri compagni. D'altronde i vaccini agli insegnanti li stanno facendo e pertanto è meglio così, è più sicuro anche. Loro avevano voglia di ritornare sui banchi di scuola, quindi per il resto speriamo che tutto prosegua nel migliore dei modi. Speriamo di vaccinarsi tutti, quindi mi auguro che possano continuare ad andare a scuola e che tutto passi presto. Contentissima, soprattutto per loro, erano stufi e stanchi di stare isolati a casa, almeno possono rivedere i compagni, e anche per le mamme, per i papà che sono a casa. Io ho 4 figli, 2 in DAD e 2 più piccole. Quello in prima elementare no, non è una cosa fattibile, per quanto siano eccezionali le maestre, ma non è possibile fare in prima elementare scuola a distanza. Prima media ancora, ma per un breve periodo. I bambini di nuovo in classe, contento? Sì, no, siamo contenti anche perché sì, anche magari molti hanno impegni di lavoro e varie cose. Ecco. È stato difficile conciliare la teca a distanza, impegni familiari? No, abbiamo fatto anche un po' di esperienza l'anno scorso, che diciamo, ecco, anche se è stata negativa, però sembra un'esperienza utile. I bambini cosa dicevano in questi giorni? Soffrivano della distanza, della lontananza, insomma sono bambini di una certa età, delle elementari, che ancora hanno bisogno del sentirsi, del toccarsi, insomma dello stare insieme. Però sono stati veramente in gamba, io ho tantissima fiducia, abbiamo dei giovani magnifici. Le scuole sono state chiuse quando i contagi sono iniziati a salire in maniera importante. A confermarlo, numeri a mano, è stata l'assessore Alessia Rosolè nel corso del Consiglio regionale. Sentiamo. La speranza è di poter riprendere le lezioni in presenza anche per le scuole superiori, seppur non al 100%, già da lunedì. Ma tutto dipenderà dai dati dei contagi e dalle decisioni di Roma. L'assessore regionale all'istruzione Alessia Rosolè, durante i lavori della sesta commissione consigliare, ha ribadito la volontà dell'ente nella giornata, quella odierna, in cui in classe sono tornati 76.000 alunni tra infanzia, elementari e medie. Con un passaggio in fascia arancione, ha spiegato Rosolè, potremmo far tornare in classe una parte delle superiori e in questa direzione stiamo già lavorando. Ricordo che il nuovo governo con i DPCM ha avvocato a sé ogni decisione sul tema scuola. Rosolè ha anche commentato i dati relativi alla DAD, con un 4% delle famiglie senza connessione web e il 7% senza dispositivi per fare lezioni a distanza, numeri su cui riflettere, ha detto, ricordando però l'impegno della Giunta a sostenere questa famiglia. In questa direzione sono stati erogati 4,8 milioni per la connettività e 2 milioni per la dotazione di dispositivi agli studenti in difficoltà, che si aggiungono ai 25 milioni di investimenti a bilancio e ai 286 milioni per l'edilizia scolastica. I dati sono stati presentati da Daniela Beltrame
alla guida dell'ufficio scolastico del Friuli Venezia Giulia, la quale ha evidenziato una presenza media del 93% in classe fino alle medie, che scende al 39% per le scuole superiori. Ha detto però che queste ultime erano in presenza fino al 27 ottobre con regolarità. Numeri dei contagi alla mano, i picchi maggiori si sono registrati nelle settimane dall'8 al 20 marzo, per questo si è deciso lo stop totale già dal 5 marzo. Da inizio pandemia in Friuli Venezia Giulia sono risultate positive complessivamente più di 100.000 persone, oggi esattamente 100.016. Continua intanto ad abbassarsi la percentuale di positività sui tamponi effettuati. Su 4.306 test molecolari, 166 sono i nuovi contagi, il 3,85%, e su 2.960 test rapidi antigenici sono 120 casi, il 4,05%. I decessi sono 19 più 3 pregressi. Calano i ricoveri in terapie intensive, oggi 79, e anche le persone accolte in altri reparti, 584. Scendono pure le persone in isolamento, oggi 12.299. L'EMA non esclude che ci sia un collegamento tra l'inoculazione del vaccino AstraZeneca e le rare trombosi che si sono verificate, ma conferma che il rapporto rischi-benefici nel complesso rimane positivo. Nella conferenza stampa convocata nel pomeriggio, il Comitato per la sicurezza dell'Agenzia Europea per i Farmaci ha concluso che le trombosi che si sono verificate in diversi paesi dell'Unione Europea dovrebbero essere elencati come effetti collaterali molto rari. Durante la conferenza stampa è stato inoltre spiegato che non è possibile identificare specifici fattori di rischio, scrive EMA, e aggiunge in conferenza stampa: l'età, il sesso, la precedente storia medica di disturbi della coagulazione non possono essere confermati come tali, ha evidenziato la direttrice dell'EMA, Emer Cook, poiché gli eventi rari si osservano in tutte le età e sia negli uomini che nelle donne. La frequenza è difficile da valutare, dice l'agenzia, ma menziona la cifra di circa un caso su 100.000. Alle 18 è stata fissata quindi una riunione straordinaria dei ministri della salute dell'Unione Europea per discutere della campagna vaccinale a fronte anche della valutazione dell'EMA, che di fatto ha detto che le autorità nazionali potranno decidere come vorrebbero vaccinare e con quale tipo di vaccino. Nel frattempo oggi sono arrivate in regione le attese 35.000 dosi di vaccini Pfizer. Per quanto riguarda AstraZeneca invece le forniture saranno ridotte del 50%. Gli ultimi sviluppi alimentano i dubbi dei cittadini con effetti anche sulle prenotazioni. Lo fa sapere il vicepresidente Riccardi, che rispetto all'imminente verdetto della cabina di regia resta prudente sul passaggio in arancione del Friuli Venezia Giulia già dalla prossima settimana. Sentiamo. La diffidenza, ma anche la confusione dei cittadini su AstraZeneca cominciano a farsi sentire anche in Friuli Venezia Giulia e pesano sull'andamento della campagna vaccinale. In questo momento AstraZeneca è un vaccino autorizzato dalle autorità scientifiche e quindi noi continuiamo a somministrarlo. È evidente che nel caso in cui ci fossero dei cambi di rotta noi applicheremo le regole che ci verranno date. C'è un solo dato certo che riguarda AstraZeneca e che è coerente con tutte le cose che leggiamo, è che c'è una previsione di una riduzione significativa della consegna delle dosi. Parliamo del 50%. Vedo che nella fascia d'età 70-79 ci sono 10 punti di differenza rispetto all'adesione dell'over 80. Purtroppo le persone inevitabilmente sono condizionate da tutto questo dibattito che spesso è fatto da gente che più che parlare dovrebbe stare zitta. Quanto all'imminente verdetto della cabina di regia sulla classificazione del Friuli Venezia Giulia, nonostante i contagi in calo e il numero di casi ogni 100.000 abitanti sia sceso in regione sotto la soglia dei 250, Riccardi resta molto prudente rispetto alla possibilità di passare all'arancione già dalla prossima settimana. Io sono per andare cauto, non sono per fare delle corse che sarebbero sbagliate. Però non posso nemmeno dimenticare che la nostra attività di screening e di sorveglianza è molto più elevata rispetto a quello di tante altre regioni. Tanto è vero che se noi vediamo il rapporto dei casi positivi sul numero di tamponi, noi siamo in questa settimana la terzultima in Italia. Noi dobbiamo riflettere sul fatto che le regole che stiamo applicando siano ancora attuali. Noi non possiamo fare tante regole che rischiano di essere rispettate poco, forse è meglio farne poche e farle rispettare.
Sono in arrivo i ristori per le case di riposo, ad annunciarlo è stato lo stesso vicepresidente della regione, incontrando gli operatori che non nascondono comunque che le risorse non siano sufficienti. Sentiamo. Sono in arrivo 20 milioni di euro rispettivamente per i costi Covid e i ristori per le residenze per anziani. Lo ha annunciato gli operatori pubblici e privati il vicepresidente della regione Riccardo Riccardi, il quale ha confermato che una parte, il 70%, saranno erogati in tempi rapidi dalle aziende sanitarie, mentre il restante 30% con il completamento di un provvedimento dotato di una certa solidità sul piano della conformità legislativa, vista la complessità del sistema normativo italiano in materia. Riccardi ha annunciato anche la volontà di attuare la revisione del regolamento delle residenze per anziani in tempi brevi per partire con gli accreditamenti il 1° di gennaio. Fabio Staderini, segretario AIOP, denuncia l'esclusione dell'RSA da qualsiasi forma di finanziamento e sostegno. Si tratta di una decina di strutture in regione con oltre 500 posti letto. Parliamo di realtà, spiega, a cui oggi non è stato assegnato nessun ristoro o sostegno e questo non è accettabile visto il ruolo fondamentale nel sostenere le strutture ospedaliere. Sul fronte invece delle residenze per anziani, i gestori lamentano che le risorse erogate serviranno a coprire circa un terzo delle spese effettive sostenute, mentre sulla norma in discussione l'auspicio è di criteri certi e in particolare AIOP chiede sulla base dei posti letto occupati e non sul bilancio. Salvatore Spitaleri del Partito Democratico, visto l'annuncio dell'erogazione di risorse da parte della Regione, ha quindi lanciato un appello a non incrementare le rette chiedendo all'ente di calmierare. Le risorse siano date in ragione della qualità dei servizi offerti e, aggiunge Spitaleri, della disponibilità all'accoglienza e assistenza e non solo sulla base di meri meccanismi economico-finanziari. Sabato 17 aprile il centro vaccinale di Tarvisio, allestito all'interno del locale Palazzetto dello Sport, aprirà in un'unica giornata. Dalle 9 alle 19:30 verranno effettuate le somministrazioni anti-Covid per le persone vulnerabili, agli anziani dai 70 ai 79 anni, per un totale stimato di circa 1000 inoculazioni. Già aperte le prenotazioni che possono essere effettuate contattando il call center regionale, i CUP e le farmacie abilitate. E ora parliamo dei pubblici esercizi e dell'Ascom di Pordenone, che lancia un appello al Presidente Federica per sollecitare il passaggio il prima possibile in zona arancione della destra tagliamento. La FIP chiede anche di rivedere la soglia del 30% di perdita di fatturato per i ristori. Servizio. Se il Friuli Venezia Giulia vede la zona arancione avvicinarsi, visti i numeri in miglioramento, il Friuli occidentale è già pronto al cambio di colore. Per questo la FIPE provinciale, che riunisce i pubblici esercizi aderenti ad Ascom, chiede con forza meno restrizioni per la destra tagliamento. La speranza è che tutta la regione passi in arancione nel più breve tempo possibile, ma se così non dovesse essere chiediamo al Presidente Federica che si faccia portavoce di un'eventuale zona arancione per la destra tagliamento. La zona arancione come locali non ci porta molto di più, però almeno con l'apertura dei negozi e la possibilità di muoversi all'interno del comune senza autocertificazione ci permette di avere quei 4-5 clienti in più. Cadamuro punta anche il dito sui ristori stanziati a fronte di una perdita di fatturato del 30%. Qualcuno purtroppo è arrivato al 29,9% di fatturato, il 29, il 28%. Purtroppo in questo caso si è andato a premiare chi magari quest'estate ha fatto un po' più il furbo battendo un po' meno scontrini, e questo è un qualcosa che non va bene, proprio perché scontenta una fetta di operatori che si sono comportati diligentemente e hanno spinto 100 all'ora per poter recuperare un po' i mesi passati. E martedì prossimo i rappresentanti di categoria saranno a Roma per un'assemblea straordinaria che diventerà una sorta di manifestazione. Ci si ritroverà lì proprio per far sentire la nostra voce. Noi comunque siamo sempre per il rispetto delle regole e dispiace magari vedere atti come ieri a Roma, però bisogna anche capire che la gente veramente adesso è stufa e non ne può più. E ora la cronaca, un operaio è rimasto folgorato questa mattina a Santa Lucia di Budoia alla guida di una betoniera, ha toccato i cavi dell'alta tensione con la macchina operatrice di fronte alla chiesa di San Giovanni, è svenuto per poi riprendere i sensi, è stato soccorso dai pompieri e dall'equipe dell'elicottero sanitario che l'ha trasportato dall'ospedale di Udine, è grave ma non in pericolo di vita. Picchiati selvaggiamente in strada in pieno giorno per spartirsi le piazze di spaccio di droga a Udine. Era accaduto il 25 febbraio scorso in via Vittorio Veneto, sotto gli occhi sconvolti di passanti e negozianti. I componenti della spedizione punitiva sono stati identificati e denunciati dai carabinieri del capoluogo friulano. Sentiamo.
Sono stati identificati dai carabinieri di Udine i responsabili della maxi rissa avvenuta in strada in via Vittorio Veneto lo scorso 25 febbraio in pieno giorno sotto gli occhi sconvolti di passanti, commercianti ed esercenti. Anche grazie ai numerosi filmati postati sui social da alcuni testimoni oculari, i militari della sezione operativa della compagnia di Udine sono riusciti a identificare le persone coinvolte. Tramite le individuazioni fotografiche è stato accertato che in realtà non si era trattato di una rissa, ma di due distinte aggressioni, una ai danni di un cittadino pakistano di 27 anni che era rimasto ferito alla testa ed era stato portato in ospedale, e una ai danni di un 25enne, anche lui cittadino pakistano e anche lui picchiato. Ad aggredirli selvaggiamente altri 7 connazionali della loro stessa età. Sui motivi della duplice aggressione i carabinieri stanno tuttora indagando. Gli investigatori ritengono, tuttavia, che le motivazioni siano da ricercare nella volontà di alcuni degli stranieri di assumere il controllo delle maggiori piazze di spaccio del capoluogo friulano, gestite ormai per la quasi totalità da cittadini extracomunitari. I 7 giovani sono stati denunciati a piede libero e la loro posizione è al vaglio del sostituto procuratore della Repubblica di Udine, Barbara Loffredo. Clona la sua scheda SIM e preleva dal suo conto corrente tramite una bonifica a favore della sua PostePay oltre 6.100 euro. Vittima una 63enne residente nel Friuli Collinare che quando si è accorta dell'ammanco lo scorso febbraio ha denunciato l'accaduto ai carabinieri. Avviata un'indagine, i militari dell'Arma hanno individuato il responsabile della truffa informatica, un uomo di 42 anni, pregiudicato napoletano denunciato a piede libero. E c'è da segnalare anche un furto nell'azienda agricola Agri Siamon di Blessano di Basiliano nella notte. I ladri hanno rubato tutte le forme di formaggio caprino della produzione di febbraio e marzo per un valore di circa 6.000 euro, spiega il titolare dell'azienda agricola Thomas Giacomini. Per noi il danno è doppio perché non possiamo più venderle, non essendo più in nostro possesso. Ci sono rimaste solo poche cacciotte, abbiamo denunciato il furto ai carabinieri. L'agricoltore si è accorto del furto alle 5:30 di questa mattina quando ha raggiunto l'azienda agricola per curare i suoi animali. E ora parliamo della Polizia Locale di Udine che da oggi ha in dotazione 2 cani poliziotto. I 2 animali specializzati in attività di individuazione di sostanze stupefacenti sono stati affidati agli agenti ed entro l'estate saranno pronti per scendere in strada. Vediamo. Si chiamano Izzy e Galant, hanno 13 mesi e sono i 2 nuovi agenti della Polizia Locale di Udine. O meglio, sono i primi 2 cani poliziotto in dotazione alla Polizia Locale di Udine. I 2 pastori tedeschi hanno cominciato oggi il loro affiancamento ai conduttori e ai subconduttori, gli agenti che vivranno con loro e proseguiranno il loro addestramento. Poi, tra qualche mese, saranno pronti a pattugliare le strade della città, specializzandosi nella ricerca di sostanze stupefacenti e in attività antispaccio. È un'ulteriore dimostrazione di quanto la polizia locale stia sviluppando in questi anni delle professionalità diverse rispetto ai classici vigili urbani. C'è chi nega questo ruolo, noi invece siamo fermamente convinti che nell'attività di sicurezza integrata, quindi che dipende dalla collaborazione tra la polizia locale e tutte le altre forze di polizia dello Stato, ci sia un ruolo fondamentale anche della polizia locale. L'attività si concentrerà laddove i fenomeni di spaccio possono essere maggiormente diffusi, quindi penso ovviamente al quartiere delle Magnolie, penso anche al centro studi, ai luoghi in cui ci sono le scuole, sono luoghi particolarmente sensibili in cui il fenomeno dello spaccio va maggiormente combattuto. Purtroppo lo spaccio della droga è l'attività che molte persone che non hanno nessun lavoro, e molti di questi sono clandestini, entrati non correttamente sul nostro territorio, che utilizzano il percorso della droga per recuperare soldi. Però il danno che fanno alla nostra gente, ai giovani in particolare, è gravissimo. Non dobbiamo dimenticare che più di un anno fa una ragazza è morta a Udine nella toilette della stazione ferroviaria per un'overdose. Quindi il problema esiste e per quello dobbiamo fare tutti gli sforzi per arginarlo e il più possibile debellarlo.
Nuovi rintracci di migranti, un gruppo composto da 20 persone è stato segnalato a Mezzana di San Pietro al Natisone questa mattina da un boscaiolo che li ha visti salire da un ripido pendio per poi dileguarsi. Sono stati identificati in un secondo momento dalla Polizia di Stato del commissariato di Cividale. Durante la giornata altri 6 cittadini irregolari, tutti maggiorenni, tutti pakistani, sono stati rintracciati a Rivarotta di Rivignano di Teor dai carabinieri della compagnia di Latisana. Altri 4 cittadini stranieri infine sono stati rintracciati in via Croazia a Udine dai militari del NORM. Tutti sono stati avviati alla quarantena fiduciaria. E ora voltiamo pagina, parliamo del super bonus 110%, sono 271 e valgono 30 milioni di euro le procedure attivate al 31 marzo in Friuli Venezia Giulia. Confartigianato Udine stima che le risorse aggiuntive attivate fino al 2026 sono 382 milioni di euro, ma tutto potrebbe essere vanificato dai ritardi della burocrazia. Una puntata verrà dedicata oggi alle 21 a partire dalle 21 con Elettroshock, conduce Alessandra Salvatori. Vediamo il servizio. I ritardi della burocrazia e il forte aumento dei prezzi delle materie prime rischiano di vanificare gli effetti espansivi del superbonus 110% in Friuli Venezia Giulia, è quanto emerge da un'analisi di Confartigianato Imprese Udine. Metà delle imprese contattate dai committenti per interventi da realizzare con l'agevolazione prevista dal decreto rilancio segnala il ritardato inizio delle attività per problemi di natura burocratica, in particolare per la mancata risposta da parte degli uffici comunali e delle pubbliche amministrazioni. Gli interventi antisismici e di riqualificazione energetica, con almeno un'asseverazione già protocollata in Friuli Venezia Giulia, sono 271 per un importo di 30 milioni di euro. È quanto emerge da un'elaborazione dell'ANCE, l'Associazione Nazionale dei Costruttori Edili, su dati dell'Enea e del Ministero dello Sviluppo Economico. Secondo i dati della relazione tecnica al decreto rilancio, a livello nazionale il bonus del 110% potrebbe mobilitare risorse aggiuntive per 14 miliardi di euro fino al 2026. In Friuli Venezia Giulia, secondo l'analisi dell'ufficio studio di Confartigianato Imprese Udine, le risorse attivate sono stimate in 382 milioni di euro fino al 2026, con una media annua di 64 milioni di euro. Quasi 14.000 le imprese artigiane che potenzialmente potranno trarre beneficio da tutti i bonus per la casa, con 31.000 addetti. Tuttavia, le difficoltà per le imprese non mancano. Molte, a causa della crisi, evidenzia il presidente di Confartigianato Graziano Tilatti, hanno chiuso, altre hanno visto ridursi il personale e in provincia di Udine un artigiano su 2 ha problemi nella gestione della propria impresa a causa della chiusura o della riduzione degli orari di apertura degli uffici della pubblica amministrazione. A ciò si aggiunge, continua Tilatti, il rincaro delle materie prime, dal legno all'alluminio, tutte condizioni che rischiano appunto di vanificare gli effetti del superbonus. E a proposito di burocrazia, a Udine si stanno registrando diversi ritardi e disagi per ottenere dagli uffici comunali le pratiche utili per l'utilizzo del superbonus 110%. Cittadini e professionisti in molti casi si ritrovano ad affrontare tempi biblici per l'ottenimento dei documenti. In molti casi capita di aspettare anche un mese e mezzo, racconta il capogruppo di Innovare Federico Pirone, che sul tema ha presentato un'interrogazione alla Giunta. I problemi erano arcinoti ed era ipotizzabile che la platea dei beneficiari sarebbe stata ampia, spiega il consigliere. Con l'interrogazione chiediamo di sapere quali sono i tempi di assunzione e di formazione del nuovo personale annunciato e di capire come mai sia stato privatizzato parte dell'archivio edilizio comunale. I notevoli ritardi, avverte Pirone, stanno mettendo a serio rischio la riuscita di molti procedimenti con pesanti ricadute anche nei confronti degli istituti di credito. E ora veniamo alle improvvise gelate della scorsa notte che rischiano di creare perdite anche del 50% nei vigneti di Glera, ovvero il vitigno per il Prosecco, soprattutto nella zona del Latisanese, ma la reale conta dei danni potrà essere fatta solo dopo 48 ore, addirittura 10 giorni. Vediamo.
Le ghiacciate della scorsa notte hanno causato danni ingenti a viticoltura, frutticoltura e orticoltura nella Bassa Friulana, dove in alcune zone della Tisanese una buona parte del raccolto parrebbe essere compromessa. La reale entità dei danni potrà essere quantificata solamente nei prossimi giorni, anche se a prima vista, soprattutto per quanto riguarda i vigneti per la produzione di Prosecco, Chardonnay e Verduzzo friulano, la perdita sarebbe in alcuni punti anche del 50%. Tra l'altro, a causa del Covid, le vendite nel settore vitivinicolo, ci spiega Marco Lorenzo Netto della Coldiretti, stanno segnando un meno 50% ed è un vero disastro anche per le coltivazioni di pera abate continua, poiché i petali stanno cadendo e le foglie sono necrotizzate. Tra l'altro in zona non è possibile al momento installare sistemi che aiutino a evitare le gelate, spiega dal canto suo Andrea Businaro della Coldiretti di Latisana. Qui, come invece accade nella zona di San Giorgio di Nogaro, non abbiamo fontanili e pozzi adatti a installare impianti antibrina. In zona andrebbe rivisto l'intero sistema di irrigazione per far arrivare l'acqua attraverso fossi e canali. La scorsa notte, spiega Businaro, in certi punti abbiamo raggiunto anche i 5 gradi sotto lo zero che hanno rovinato la produzione di drupacee come pesche e albicocche. Nel 2017 c'era stata una gelata a fine aprile che, pur avendo creato danni ingenti, non aveva compromesso le colture in maniera pesante come invece sta accadendo in questo periodo. In queste ore i coltivatori si stanno adoperando con ogni mezzo per evitare che le gelate previste per la notte non distruggano tutto. E c'è nei casi in cui ci sono danni a meleti, frutteti, chi decide anche di creare un sistema naturale per proteggerli. La tecnica è stata messa in atto questa notte a Campolongo Tapogliano. Proteggere i fiori di melo e di pesco con il ghiaccio per salvare la produzione in casi di abbassamento improvviso della temperatura, come è accaduto in questi giorni. La tecnica è stata adottata questa notte dall'agricoltore Luca Verzegnassi, 23 anni, di Campolongo Tapogliano, che ha ereditato dal padre la passione per i frutteti, con 4 ettari condotti a pesco e melo. Ieri sera, intorno alle 22:30, è scattata l'operazione antibrina, con un getto continuo di acqua sui fiori e sui cosiddetti bottoni rosa, ovvero sui fiori che devono ancora schiudersi. Una irrigazione particolare durata fino alle 9 di questa mattina. Si forma così uno strato di ghiaccio che protegge le infiorescenze quando la temperatura scende sotto lo zero. Il trattamento antibrina, che può essere automatico oppure mobile, dà la massima garanzia per il melo e buone garanzie per il pesco. Viene fatta in base alle previsioni Osmer-ARPA in maniera continuativa, fino a che le temperature raggiungono i 4-5 gradi. In questo modo si salvano produzioni di frutta in tutta la Bassa Friulana. E tra poco nello spazio dedicato allo sport si parlerà di Udinese Pordenone Manzanese, che oggi ha pareggiato con la capolista Trento, e il ciclismo, come vedete anche nel titolo, appunto si parlerà del Paron Pozzo che scende in campo per ottenere il 10° posto, quindi non basta solo la salvezza all'Udinese, si tenta appunto a un traguardo molto importante dopo ultime stagioni e deludenti. Questa era anche l'ultima notizia, io vi ringrazio per la vostra cortese e fedele attenzione. Al termine del nostro notiziario alle 19:45 anche ci sarà la puntata dedicata di screenshot su scuole e negozi. Arrivederci.